folla immensa, una devozione che si rinnova. Direi finalmente, dopo 2 anni di stop per causa Covid, finalmente sono ripresi i festeggiamenti in onore della Madonna Santissima di Trapani. Sì, ci sono molte persone. Un evento molto sentito dai fedeli di Tonnarella e non solo. Sì, quest'anno è molto sentito più degli altri anni sicuramente. Cosa significa per un sindaco essere sulla barca e quindi accompagnare la patrona della città in mezzo a tanti fedeli così festanti? Guardi, è un'emozione indescrivibile, bellissimo, una sensazione bellissima. Come sta andando l'estate a Tonnarella? Bene, direi molto bene, nonostante non abbiamo trovato una situazione molto florida e siamo in questo momento senza bilancio, siamo riusciti comunque lo stesso a organizzare un cartellone estivo di tutto rispetto. In questo momento siamo nel momento della discesa della Madonna, poi come proseguiranno i festeggiamenti? Cosa vedremo tra un pochino? Sicuramente sarà la banda musicale in piazza del Pescatore e poi i famosi fuochi d'artificio sull'acqua. Programmi per il continuo dell'estate? Abbiamo qualche manifestazione ancora a Tonnarella importante, tipo il Fish Food Festival, e poi abbiamo un comico importante a Furnari, ancora ci sono un bel po' di eventi comunque. E per quanto riguarda la festa, l'altro appuntamento religioso importante è a Furnari, a settembre. Sì, sarà una 3 giorni molto importante anche a Furnari, in onore di Sant'Antonino di Padova, sì. Buona festa, buona estate. Sì. Grazie anche a voi. La prima volta che partecipa a questa festa? No, Di dove è lei? io di Bagheria. Come l'ha trovata questa processione? Ottima, bellissima. È stata un'esperienza molto emozionante. Rispetto alle feste che ci sono nel palermitano, che differenze ci sono? Vabbè, questa è una festa di una borgata marinaria che ha il suo fascino. Diciamo che io è 30 anni che frequento questa zona e sono molto entusiasta di questa esperienza. Quindi appuntamento al prossimo anno. Senz'altro. Con uno dei maggiori rappresentanti del comitato, signor Mendolia, quanta emozione tornare in mare. Sono emozioni tantissime, dopo 2 anni di questa pandemia, però è sempre una cosa molto bella e bellissima, si fanno molti sacrifici e si va avanti, speriamo anche per un altro anno. Da quanti anni lei si occupa di questa festa? Io sono 51 anni. 51 anni ininterrottamente. Ininterrottamente. Adesso cosa accade? Ci spieghi cosa sta succedendo? Ora stiamo scendendo la nostra Madonnina e la mettiamo sul suo sagrato e la portiamo per le vie di nuovo del paese e la portiamo dentro la fiaccolata e poi si rientra in chiesa. Quanti siete membri del comitato? Siamo pochissimi, siamo 6-7. Riuscite a organizzare tutto questo? Ecco la terra, ecco la terra. Viva Maria! Riusciamo sempre a portare avanti questa bella festa. Grazie, complimenti. Grazie a lei. Padre Domenico, una processione che torna a Tonnarella con tanta commozione, tra tanta commozione dei fedeli.
Sì, è con grande gioia che quest'anno abbiamo ripreso questa antichissima tradizione qui per noi, per la nostra comunità, con una grandissima partecipazione, sia ieri per la festa che si è svolta per le vie del paese che questa sera con la processione a mare. Cosa significa per questa comunità riappropriarsi di una tradizione vecchissima? A che anno risale la prima processione a mare? Ma sicuramente un secolo ce l'ha questa festa, quindi nasce come piccola festa di questa frazione balneare di Tonnarella e poi nel tempo, ingrandendosi questo centro, si ingrandisce sempre più la festa. Con la nostra rete, con Onda TV, con Bella Sicilia, spesso ci troviamo in giro per la Sicilia a testimoniare tante forme di fede espressa nelle maniere più singolari, più particolari. A volte i santi vengono fatti ballare, a volte vengono immersi. Recentemente una riemersione del Cristo di Brolo. Altre volte ci sono dei pellegrinaggi come quelli del Tindari che durano anche 4 giorni. Che significato dà lei a questa forma di fede espressa in tanti modi? Ma è la fede del popolo cristiano che si esprime appunto in diversi modi, no? E quindi è un modo per alimentare la propria fede, poi dipende molto anche dalla cultura del posto, da quella che sono le tradizioni. E qui per esempio Tonnarella si configura come festa del mare, ecco, quindi nasce appunto come processione sul mare, con il coinvolgimento dei pescatori che mettono a disposizione le loro barche, che costituiscono un po' il corteo processionale, quindi si identifica proprio come processione del mare. Ricordiamo che la festa comunque si svolge in 2 momenti, un momento a terra e un momento a mare, giusto? Sì, sì. Sì, c'è stato anche qualche anno dove i 2 momenti sono stati concentrati nell'unica giornata, ma ci siamo resi conto che non è possibile. Quindi la seconda domenica di agosto, che è la data della festa di Tonnarella, si svolge la processione al mare come questa sera e poi il sabato precedente invece, dopo la messa che apre i festeggiamenti, c'è la processione per le vie del paese che dura circa 2 orette. Ok, grazie mille. Sì, col pane. Come siamo? Lì, andiamoci lì. Solleviamo. 1, 2, 3. Sì, no, ma come sta deve sistemare. Un'ala di folla e un'emozione indescrivibile sicuramente per voi che siete una parte del comitato. Da quante persone è formato il comitato? Sì, ha detto bene, è un'emozione indescrivibile. Il comitato è formato da 8 componenti. Il più grande, diciamo, Salvatore Salmeri, mio zio, che è stato uno dei fautori, diciamo, da sempre, è rimasto a casa e noi siamo qua a continuare questa tradizione. Te li ricordi i nomi di tutti? Ce li dici i nomi di tutti? Sicuramente sì, in primis Salmere Salvatore, come andiamo come... Gerarchia. No, come età. Esatto. In primis Salmere Salvatore, e secondo c'è Basile Fortunato, Mendolia Giuseppe, Bonomo Antonino, Mendolia Giuseppe Junior, che è qua, Bonomo Gaetano, Bonomo Massimiliano, Torre Antonino. E Bonomo Antonino si è dimenticato. Bonomo Antonino. Scusate, mi sono dimenticato nell'emozione che c'è il mio nome, Bonomo Antonino. Mi viene da chiedere, ascoltando tutti questi nomi,
E vedo che siete anche ragazzi, uomini ormai anche maturi, no? C'è un ricambio generazionale, ci sono i ragazzi che si avvicinano. Guarda, questo qua è una bella domanda. Noi siamo aperti a tutto, ogni volta facciamo le riunioni per far sì appunto che le persone si avvicinano a questo comitato, si avvicinano a questa festa, diciamo, e due in particolare sono new entry, che sono appunto Bonomo Massimiliano e Bonomo Gaetano. Si spera negli anni di poter portare altre persone, diciamo, a far parte di questo comitato. Quanto tempo prima è iniziata a organizzare questa festa? E guarda Michele, hai detto una cosa giustissima e buona, e purtroppo come tempi ci vogliono molto tempo, almeno 3 mesi di lavoro, di duro lavoro, perché non è solo fare la raccolta per il paese, ma bensì ci sono tante carte burocratiche da portare giù per fare questa manifestazione. L'ultima domanda in conclusione che vi faccio è: qual è la soddisfazione più grande in assoluto che proverete questa sera tornando a casa a festa finita, quando tutto sarà concluso? Sì, Michele, la soddisfazione più grande è vedere questa gente che partecipa a questa manifestazione, che comunque sia, non dimentichiamo che è una manifestazione religiosa. Noi ci facciamo ogni anno quella che è la tradizione, no? La processione a mare. Devo dire che quest'anno c'era molta più gente, segno che questa festa comunque sia attira parecchio ed è molto voluta. Ecco, mentre stiamo parlando, la regia ci propone le immagini della fiaccolata, una fiaccolata che negli ultimi anni caratterizza fortemente questa processione. Com'è nata questa idea? Da quanto tempo si fa ormai? È stata anche un'inventiva che penso ormai ha decenni, da quando l'abbiamo si può dire inventata, no? Dall'inizio, e devo dire che è molto apprezzata, così come tradizionali fuochi d'artificio che faremo a Luna, e che la gente, ripeto, viene da tutte le parti della Sicilia per vedere, e della provincia di Messina, per vedere appunto i fuochi. Vorrei un saluto che parte da Tonnarella per tutto il mondo e invitare le persone anche a visitare questa baia, quest'angolo della Sicilia che è assolutamente meraviglioso. Sì Michele, è vero, è un augurio questo qua che facciamo, è un invito a partecipare sempre di più, non solo per la festa, ma bensì per vedere comunque sia quello che questa zona offre. Vi siete invitati per il prossimo anno, sperando di fare qualcosa di più importante. Un abbraccio e un caro saluto. Cosa significa accompagnare la Madonna nel proprio paese? È una cosa bellissima. È veramente un grande onore accompagnare la Madonna, e poi in questo percorso così bello. È la prima volta che lo faccio, questa processione a mare, veramente molto bella e ti colpisce veramente tanto. Sei stato anche sulla barca? Sì, parlavo proprio di questo. Sono stato ieri per strada e stasera sulla barca, una bellissima esperienza. Il calore dei fedeli accompagna questa processione. Qual è il messaggio più forte che esce da una manifestazione di fede come questa? Attenzione signora! La Madonna lancia sempre dei segnali molto belli. E il messaggio di fede è che la Madonna è vicina sempre a tutti noi. Non ci abbandona mai, dobbiamo avere tanta fede. Anche dai comuni vicini una testimonianza di affetto nei confronti di questa comunità e di questa festa che è rappresentativa di tutto il territorio. Da dove parto? Parto per Cavalleria da Florinda. Sì,
Buonasera, io rappresento il comune di Terme Vigliadore, sono assessore dell'amministrazione Cipriano, lui purtroppo stasera non è potuto essere presente. Voglio comunque ringraziare l'amministrazione di Furnari in persona anche del sindaco Germanò per averci invitato a partecipare alla processione della Madonna Maria Santissima di Trapani. È stata per me la prima volta ed è stata una processione emozionante, ho notato grande partecipazione e questo sicuramente credo anche appunto ai colleghi ha dato modo di vedere quanto è sentita questa festa. Io da ogni anno partecipo da cittadino, quest'anno in rappresentanza del Comune, ringrazio il Comitato Festa ma anche l'amministrazione per avermi invitato, veramente un bagno di folla, complimenti a tutti perché anche l'organizzazione, tutto fino ad ora è andato perfetto, ho partecipato sulla barca, mai veramente emozionante, quindi mi congratulo con tutti e spero che si concluda al meglio la festa. Mi associo ai ringraziamenti all'amministrazione di Felice Germanò. Dico, questo è un evento che, come diceva lei, copre tutto il comprensorio, è una festa del comprensorio e quindi il Comune di Falcone non poteva che associarsi, anche perché ogni anno, grazie soprattutto a un nostro piccolo comitato, mi corre obbligo anche di ringraziarlo, Salvatore Majorana e Franco Paratore, si organizza una bella accoglienza. Anche questa sera la Madonna, diciamo, Maria Santissima di Trapani, la Madonna di Tonnarella, è stata ben accolta a Falcone e di questo ne siamo tutti contenti ed orgogliosi. Dicevo, questo è un grandissimo evento ed è un evento di tutto il comprensorio ed è giusto viverlo tutte assieme. Faccio un complimento grandissimo al comitato che si sono impegnati a riportare finalmente, dopo 2 anni di pandemia, la festa di Tonnarella. Credo che oggi la Madonna sia contentissima di rivedere questa gente riversa sulle spiagge e i comuni limitrofi a esprimere la loro benevolenza. Noi come amministrazione abbiamo dato, penso, una discreta mano e che sia l'inizio di una lunga serie per questi eventi per la Madonna di Trapani. Grazie. Io vorrei rompere un attimo il ruolo istituzionale perché la nostra pagina ha 1 milione di follower, ci seguono veramente da tutto il mondo, quindi vorrei da parte vostra un saluto e un invito a tanti follower che ci ascoltano da tutto il mondo. Ma io invito tutti perché veramente questa zona, questi comuni sia che si affacciano sul mare ma anche quelli interni, ci sono tantissimi eventi, tantissime cose da visitare, quindi invito tutti a venire perché secondo me veramente è una delle più belle zone che si affacciano sulle isole Eolie. Sì, sono d'accordo col sindaco Aliberti, la nostra zona è una delle zone e delle coste diciamo siciliane più belle, sicuramente anche il calore della gente, anche passare sicuramente le vostre vacanze qui. Sindaco di Falcone, i colleghi hanno dimenticato una cosa importantissima: come si mangia qui.
Ovviamente si mangia benissimo, non è solo cibo, sole, mare, belle spiagge, qua si trova di tutto. E anche questa sera lo dimostra tantissima gente che c'è non solo qua a Tonnarella, ma che abbiamo visto su tutto il litorale, da Falcone fino a Terme Vigliatore. Quindi la gente viene per divertirsi, viene per vivere il nostro mare, le nostre spiagge, ed ovviamente anche per degustare i nostri cibi nei nostri locali, e questo ci fa solo piacere.